Borghi medievali, ville, città murate, fortificazioni e castelli costituiscono un inestimabile patrimonio storico-culturale per il territorio veneto. Patrimonio che, naturalmente collocato in un variegato e suggestivo contesto ambientale, rappresenta una importante risorsa economica relativamente all'attività turistica, primaria fonte di reddito per la regione. L'evoluzione della sensibilità di chi viaggia, insieme al graduale cambiamento nella modalità, oggi consente il proliferare di piste ciclabili, itinerari pedonabili, percorsi naturalistici e culturali, a cui ogni amministrazione pubblica rivolge particolare cura, considerata l'enorme valenza sociale di una logica orientata al benessere piuttosto che allo spreco. Così la tutela dell'ambiente e la conservazione dei monumenti sta diventando azione prioritaria di ogni politica che mira al progresso globale della società. Fra le città murate del Veneto, Montagnana è quella che meglio ha saputo conservare la sua cinta medievale. Le manomissioni sono infatti poche e poco evidenti, al punto da poter affermare che attualmente si presenta come la si vedeva nel XIV secolo. È una suggestiva anacronistica immagine di architettura medievale collocata nel cuore di una moderna cittadina, testimonianza sensibile di un passato lontano del quale si può percepire l'atmosfera. I tratti di mura a nord e sud della città si caratterizzano per la presenza delle torri. Le più imponenti, erette a difesa delle due porte principali di accesso, sono particolarmente adattabili ad un utilizzo didattico-culturale. È proprio questo l'auspicio dell'attuale amministrazione comunale. Oggi è una giornata storica per quello che riguarda la nostra città. Dopo oltre 3 anni di lavoro riusciamo a concludere il trasferimento della Rocca degli Alberi dal demanio alla nostra città, al comune di Montagnana. Un'attività voluta fortemente da questa amministrazione in quanto la Rocca degli Alberi è un forte simbolo della nostra città muraria, laddove utilizzata negli anni 70 come ostello, poi dopo la normativa non ha questo più permesso e oggi siamo nella situazione di dover individuare un progetto di valorizzazione attuale che abbia un significato di attrazione turistica per i nostri visitatori. A fronte di questo andremo dapprima a ristrutturare con finanziamento pubblico e privato la torre e poi dopo troveremo la modalità di un progetto di valorizzazione appunto che sia interessante per il visitatore tutto. Questo per che cosa? Per avere un interesse da parte del nostro turista, pertanto con una ricaduta economica, per poter coinvolgere tramite anche questo in un progetto di carattere sociale tutta la nostra città, perché credo che solamente in questo modo coinvolgimento di carattere economico e sociale e soprattutto partecipazione attiva della nostra città possa avere successo. Sarà un progetto dove andremo anche a individuare una parte titolata a Adotta una torre, proprio perché anche il privato possa partecipare e sostenere questa iniziativa. Noi abbiamo redatto con il Comune di Montagnana il piano di valorizzazione per la Rocca degli Alberi e per il tratto settentrionale delle mura. È un documento che sta alla base del trasferimento di proprietà dal demanio dello Stato al Comune di questo importantissimo monumento che è il simbolo di Montagnana. Il piano di valorizzazione non prevede soltanto un destino di recupero e di restauro della rocca, ma rappresenta anche una sorta di roadmap per raggiungere uno sviluppo socio-economico e culturale di tutta quest'area che avrà nella rocca il suo punto fondamentale di riferimento. La rocca verrà trasformata in un museo attivo, ricco di suggestioni anche di realtà aumentate, di realtà virtuale, che consentirà di farne il motore fondamentale per tutto lo sviluppo tematico del Medioevo nella Bassa Padovana e speriamo nel Padovano. Il piano di recupero è uno strumento molto articolato che ha consentito anche all'amministrazione comunale di costruire una visione per il futuro, non immediata ma anche per il futuro, per lo sviluppo di Montagnana. Nel recupero di un monumento così importante, che ha un così elevato valore simbolico, devono essere messi in azione molte forze e molte attività. Il piano di valorizzazione infatti comprende sia gli interventi dell'ente pubblico, sia le attività di valorizzazione
che verranno affiancate da associazioni e da altri enti che parteciperanno alla cosa come portatori di interessi, ma vuole essere anche un momento di copartecipazione condivisa da parte di tutti gli imprenditori del territorio, perché su un bene così importante, su un progetto così a lunga scadenza, tutto il territorio potrà trovare nuove fonti di ricchezza e di crescita sociale ed economica e culturale. Il castello, la Rocca degli Alberi, diventerà un'importantissima sede museale e la sua articolazione con una porta fortificata e con parti ancora perfettamente conservate dell'impianto difensivo consentirà di sviluppare dei percorsi di visita estremamente suggestivi che ne faranno uno dei punti di riferimento del rilancio turistico non solo di Montagnana ma dell'intera area. Siamo in un sistema di città murate dove le città murate rappresentano un vero sistema territoriale. Qui vicino ci sono Este, Monselice, ma ieri eravamo a Soave perché siamo oggi a Montagnana, ma ieri eravamo nell'Alto Veronese con un giornalista del National Geographic che oggi continuerà un suo servizio qui per sviluppare e promuovere in Cina questo importantissimo patrimonio che noi conserviamo e che troppo spesso è privo, non ha la consapevolezza, diciamo, nella sua amministrazione di che valore potenziale può avere. La presa di consapevolezza è il momento di partenza per trasformare in potenza per il futuro questo enorme patrimonio del passato, perché il passato fine a se stesso è di scarso interesse se non ha una prospettiva di crescita e troppo spesso in Italia noi abbiamo trasformato il nostro passato in un obbligo, in un peso, mentre noi qui a Montagnana con questo importante intervento vogliamo guardare al futuro e far sì che il passato sia la strada e la forza che ci porta verso un futuro di crescita e di condivisione e di apertura verso il resto del mondo. E la presenza oggi di questo giornalista del National Geographic e quindi l'apertura in Cina, saremo il 4 giugno all'ambasciata di Pechino a presentare ufficialmente le città murate del Veneto al sistema economico e turistico cinese, è una delle strade importanti che potranno essere percorse. Questo è un progetto molto ambizioso che trova la condivisione anche da parte della Regione Veneto sul fatto che oggi serve puntare molto su quelle che sono le nostre opere artistiche e architettoniche del territorio per rilanciare un settore importante come quello del turismo, che vede il Veneto la prima regione in Italia per affluenza, conta circa 16 milioni di visitatori ogni anno, un prodotto interno lordo che raggiunge il 10% di quello regionale, toccando ben 8 miliardi di euro ogni anno, e per questo vanno bene sia le grandi e importanti città d'arte ma anche quelle che sono le ville venete piuttosto che le città murate. Montagnana è sicuramente l'esempio migliore della nostra regione, per questo ho presentato un progetto di legge perché ci sia questa possibilità di recupero della Rocca degli Alberi di Montagnana come punto strategico dove fondare un museo della medievalità da una parte e dall'altra farlo diventare il marchio di questo territorio come punto di riconoscimento non soltanto per la storia, per l'architettura e per la cultura, ma anche per quelle che sono le attività economiche di quest'area e con essa anche far diventare questa città un punto di riferimento per l'intero territorio.